nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time. Buonasera ai telespettatori di Televenezia. In questa puntata dal titolo Venezia, memoria e paesaggio, dal Liberty al futuro della città, abbiamo nostro gradito ospite il professor Francesco Carrère, che ha attraversato mondi diversi ma sempre con lo stesso sguardo curioso e profondo: la scuola, la montagna, la scrittura, l'impegno civile. Un uomo che ha fatto della cultura un percorso quotidiano, della memoria una risorsa e del paesaggio, anche quello urbano, una passione da raccontare. Lo incontriamo oggi non solo per il suo ultimo lavoro editoriale, che poi andremo a presentare, ma per conoscere il suo percorso, le sue idee e il suo punto di vista su una città che cambia, spesso in silenzio, ma no, senza tracce. Ma chi è Francesco Carrère? Francesco Carrère è docente, scrittore, dicevo all'inizio della puntata, alpinista e divulgatore culturale. Veneto di origine, è iscritto al Club Alpino Italiano dal 1978 e ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura alpina, dell'educazione ambientale e della memoria storica del paesaggio. È stato istruttore di sci di escursionismo, direttore della scuola sezionale CAI e ideatore del progetto Scuola, che ha portato il CAI in centinaia di istituti scolastici italiani. Ha pubblicato numerosi articoli e guide dedicate alle Alpi Venete e al paesaggio montano dell'arco alpino orientale. Già componente del comitato direttivo del CAI nazionale e presidente del CAI Veneto, ha promosso decine di iniziative culturali e ambientali. Il suo libro, appunto, ultimo, è dedicato alla rivoluzione del Liberty dal titolo Passeggiate Liberty. Lo presenteremo appunto nel corso di questa nostra puntata. Allora, la domanda di rito che faccio al nostro gradito ospite è appunto quella relativa al suo percorso, diciamo, professionale. Da giovane, come ti sei avvicinato alla carriera, come mai ti sei orientato alla carriera di docente? Qual è stata la spinta, la molla che ti ha portato poi a fare tante attività all'interno delle scuole dove hai insegnato? Beh, un po', diciamo, è stata la vita, le scelte fatte, gli studi, una laurea in lettere con indirizzo storico e sbocchi professionali, insomma, abbastanza limitati, per cui l'insegnamento era, come dire, una strada, o forse la strada più semplice da percorrere. Inizialmente ho approcciato all'insegnamento così proprio per necessità, per cominciare un lavoro, ma nel tempo ho capito le grandi risorse di questa professione, i grandi tesori, le grandi soddisfazioni. Io ho insegnato per molti anni, poi fortunatamente anche nella scuola superiore, con ragazzi che stanno raggiungendo la maturità. E quindi sono ragazzi e ragazze soprattutto molto curiosi, molto portati alla conoscenza. Bisogna stimolarli naturalmente, ma questo è il segreto della professione di un buon insegnante. Riuscire a generare curiosità e attenzione, non certamente attraverso l'imposizione, ma attraverso il senso della scoperta e della conquista di un sapere che non è quello nozionistico, ma che è quello personale,
delle cose che si imparano a vedere per piccoli passi e che quindi entrano a far parte veramente di un patrimonio culturale di questi giovani in fase di crescita, che poi ne faranno tesoro nel corso della loro esistenza e che prenderanno strade le più diverse. Pur insegnando in un istituto tecnico, ho avuto studenti che alla fine si sono laureati in filosofia o in archeologia, insomma, quindi vuol dire che le mie motivazioni, insomma, e la passione che io cercavo di trasmettere a loro per la conoscenza, quella vera, quella personale, ha dato i suoi frutti. È una riflessione profonda, anche molto interessante, fa capire che l'insegnamento è una delle discipline più difficili, ma lascia tracce sicuramente nei discenti nel momento in cui si trasmette la passione che abbiamo sentito nelle parole del professor Carrère. Nel lungo percorso tra scuola, montagna e cultura, quanto ha inciso l'ambiente in cui sei nato e cresciuto, quindi la terra bassa veneta, nel tuo rapporto con la natura e soprattutto con Venezia? Beh, devo dire che anche questo è stato un percorso un po' difficile, nel senso che, come capita spesso, forse soprattutto nei giovani, la curiosità porta a guardare molto lontano, fuori dalle mura di casa, dall'ambiente circostante. Per cui la mia prima attenzione si è rivolta all'ambiente opposto. Non alla bassa pianura, ma alla montagna e soprattutto all'alta montagna e più ancora in particolare alla montagna nella stagione invernale, che è un ambiente magico, molto suggestivo. Però, accompagnando tante persone, tanti amici, non era sufficiente l'insegnamento tecnico di una disciplina, di un gesto, eccetera, ma era molto più importante anche in questo caso insegnare la valenza dell'ambiente che stava intorno e la capacità di guardare, di osservare, di capire, di cogliere i significati dei tanti dettagli che compongono un sistema, un ecosistema. Poi un po' alla volta ho cominciato a trasportare intorno a casa questa metodologia di osservazione e allora ho capito che anche l'ambiente circostante, quello della bassa pianura, che inizialmente è un po' repulsivo, no? Soprattutto questo paesaggio della bonifica molto piatto, un po' disboscato, senza alberi, con queste vecchie case coloniche cadenti, in realtà aveva i suoi tesori. E poi, affacciandoci alla laguna, allora si comincia a scoprire un mondo di meraviglie che chiaramente fa un po' da contraltare alla bellezza della montagna dolomitica e costituisce un'altra immersione. Però, sia per un caso sia per l'altro, servono delle lenti buone, insomma, ancora una volta un concetto di metodologia dell'osservazione che diventa proprio educazione ambientale o all'osservazione dell'ambiente, nella scoperta. E questa, riflessione ci porta al 1978, è l'anno in cui diventi socio del CAI e istruttore di sci di escursionismo. In che modo questa esperienza ti ha insegnato a leggere i paesaggi anche urbani con uno sguardo più attento e rispettoso? Quando si comincia a capire che non è sufficiente attraversare uno spazio per dire di conoscerlo, ma che al contrario l'attraversamento deve essere sosta, deve essere attenzione, deve essere curiosità, deve essere interrogativo, chiedersi perché le cose hanno determinati aspetti, determinate forme. Allora, questo è un metodo che vale sempre e comunque, a prescindere dall'ambiente in cui ci si trova. E quindi è naturale la montagna, ricordo da giovane, giovanissimo, una volta facendo un'altavia incontrai un signore anziano che aveva così un giornale sotto il braccio e
ci guardò, ero con la mia giovane moglie che sgambettavamo, ci fermò un pochettino e dice: ma voi conoscete questi fiori che sono qui per terra? E noi candidamente dicevamo: ma sono belli per essere belli, però non conosciamo il nome né di questi e neanche di quelli. Poi capii che era un giornalista, credo si chiamasse Vavassori, dell'Unità, ma ci diede una lezione. Quando tornai a casa, la prima cosa che feci è andare ad acquistare subito uno di quei manualetti che spiegavano la flora alpina. E da lì cominciò, come dire, la mia sistematica attenzione. È chiaro che da un ambiente naturale a un ambiente urbano le forme, i contorni cambiano indubbiamente, non c'è paragone, ma la metodologia di lettura, di osservazione è esattamente la stessa. Tanto io sono curioso nell'ambiente naturale, tanto posso esserlo in un ambiente urbano, soprattutto se poi l'ambiente urbano diventa quell'insieme unico al mondo, perché non c'è paragone con nessun'altra città del mondo, che si chiama Venezia, che insomma è un labirinto continuo. Anche ieri ho accompagnato un gruppo di persone curiose, ogni angolo, ogni sasso, ogni pietra racconta. E quindi se si vuole capire qualcosa di Venezia non si deve correre da Rialto a San Marco in mezzo alla carica, bisogna magari prendersi le calli secondarie, andare nei sestieri più tranquilli e cominciare a guardare attorno. E questa è un'osservazione sicuramente puntuale e arguta. Nella tua attività editoriale hai scritto moltissimo sugli itinerari montani e sul paesaggio alpino. Secondo te esiste un equilibrio fragile anche tra Venezia e il suo ambiente lagunare? Un po' l'hai accennato naturalmente nella domanda che ci ha appena risposto, simile a quello della montagna? Beh, direi assolutamente sì, assolutamente sì. La laguna di Venezia è un ambiente magico e mi pare di ricordare che il riconoscimento UNESCO è stato dato a Venezia e al suo ambiente lagunare, cioè non solo alla Venezia monumentale, alla Venezia architettonica. Importante questa sottolineatura che fai. Sì, mi capita spesso, oltre che visitare Venezia, percorrere calli e campielli, di avventurarmi per la laguna, barca, in bicicletta, a piedi, sono tanti modi per visitare la laguna, di vedere la sua bellezza e di rammaricarmi un po' perché un ambiente del genere forse meriterebbe, ma è un'impressione mia, un'elezione ad area protetta, ad un'area non ingessata. Sicuramente è un ambiente dove l'uomo ha sempre vissuto, ha lavorato, ha tratto sostentamento, ha usato le risorse naturali dell'ambiente, quindi non è che questo abbia deteriorato la laguna, anzi Venezia l'ha protetta dentro un muro costituito insomma dalla perimetrazione famosa del 1791, ma che oggi potrebbe prestarsi con la sensibilità di un turismo alternativo, un turismo educato e sensibile, a una frequentazione anche degli spazi lagunari che potrebbe essere molto gratificante, molto bella e credo anche redditizia, perché insomma il turismo genera una ricchezza che può andare sia nella direzione delle strutture ricettive, eccetera, eccetera, ma anche nella frequentazione alternativa a piedi, in bicicletta, con la barca, accompagnati, guidati. E la laguna di Venezia, io conosco in particolare quella centro-settentrionale, insomma è un mondo di meraviglie e di bellezze naturali, l'avifauna che c'è, insomma. Hai curato protocolli con il MIUR, ideato corsi per insegnanti in siti UNESCO e ambienti di pregio. Venezia, appunto, come hai appena richiamato, città UNESCO per eccellenza, viene secondo te valorizzata abbastanza a livello didattico?
Beh, a livello turistico sicuramente Certo. sì, anzi c'è il problema esattamente opposto. Adesso vediamo se queste strategie anche di contenimento o di regolamentazione dell'affluenza turistica daranno dei risultati, perché effettivamente sono state superate delle soglie di sostenibilità, e questo anche a scapito di chi a Venezia continua a viverci, questo è indubitabile. Dal punto di vista didattico, io non credo che Venezia abbia bisogno di iniziative. Venezia ha bisogno di bravi insegnanti che portino i giovani a conoscere Venezia da tutto il territorio circostante. Io ricordo da bambino la mia maestra, cara maestra, a 8 anni io abitavo a Meolo, insomma, no? Quindi trentina di chilometri, e mi portò a Venezia e me la fece conoscere come un sogno, non l'avevo mai visto prima. Allora, la possibilità di visitare Venezia anche per le scolaresche usando il treno o il pullman che arriva a Piazzale Roma è una opportunità facilissima, a portata di mano, basta avere la voglia di tirarsi dietro, insomma, questi gruppi di bambini, di ragazzini, di giovani, e di fargli vedere Venezia con la sua storia, insomma, con i 1000 anni di storia, 1000 più anche, di storia che può raccontare, perché Venezia è un sogno, è un sogno. E qui si sente la passione sicuramente della docenza, del professore, di una lunga carriera a contatto con tanti studenti, con tante generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di frequentare le lezioni appunto del professor Carrer, e quindi avere anche la possibilità di ricevere insegnamenti culturali molto importanti. Ma andiamo all'altra tua attività altrettanto significativa, che è quella di scrittore. Nel tuo ultimo libro, che abbiamo appunto presentato e facciamo vedere all'inizio della puntata, nel tuo ultimo libro racconti appunto la rivoluzione Liberty al Lido di Venezia. È un libro molto interessante della casa editrice Supernova, ricco di bellissime fotografie e di 3 anche passeggiate itinerari che possono essere fatti. E quindi cosa ha rappresentato questo stile per la città e perché merita oggi di essere riscoperto secondo te? Allora, tornando al discorso dell'insegnante, guarda, il mio approccio al Liberty, prima era stato occasionale, così qualche passeggiata, soprattutto in bici, perché partendo da Punta Sabbioni una volta era molto facile fare il giro dei lidi, arrivare fino a Chioggia e tornare indietro. Certo. E quindi si percorreva il Lido, allora lo conoscevo abbastanza. Ricordo una volta avevo la possibilità di far partecipare gli alunni ad un concorso di storia che riguardava il periodo precedente alla Grande Guerra. Allora dissi a qualche ragazzo che era disponibile a tentare questo concorso, ma se vai al Liberty, o se vuoi ti accompagno anch'io, c'è un giacimento, un vero e proprio giacimento di edifici Liberty realizzati in quell'epoca. E effettivamente questa cosa ebbe seguito. Vedi, un buon insegnante non è quello che dice questo, eccetera, ma è quello che fa scoprire, Certo. che fa nascere il senso della scoperta. Il ragazzo fece il lavoro, vinse anche il concorso, oltretutto. E da lì poi pensai anche di utilizzare in uno di quei corsi per insegnanti che hai citato l'ambiente della laguna, ma anche una passeggiata a Liberty come momento di formazione e conoscenza per docenti. Allora, è chiaro che questo territorio, che magari conosciamo come stazione balneare, ha al proprio interno, in uno spazio anche contenuto, questa è la bellezza, in 2 chilometri di fronte,
In 15 anni sono stati costruiti per una profondità molto modesta, che non raggiunge neanche il chilometro, 500 metri mediamente, sono stati costruiti questi edifici. Strutture ricettive, quindi grandi alberghi, famosi alberghi, e ville, abitazioni private per facoltosi. È un tesoro a disposizione. È un qualcosa che molto spesso sfugge alla conoscenza del turista che approccia a Venezia, perché ovviamente Venezia è attrattiva, è totalizzante, e quindi se anche si ha una settimana a disposizione si rimane dentro il perimetro urbano. Difficile che un turista pensi di attraversare la laguna che è di fronte, insomma, arrivare in quell'argine naturale per vedere e visitare questo patrimonio. E questo è stato il motivo per cui, assieme a Giovanni De Stefano, l'editore, abbiamo pensato a questa pubblicazione per fornire uno strumento, perché poi è facile accusare, dire ma nessuno va con cosa si va al Lido? Certo. Se non si conosce, se non ci sono dei materiali divulgativi. Ecco, allora questo libro che abbiamo costruito, insomma questo manuale, propone 3 passeggiate. In 3 passeggiate si vedono una 50, 53 per la precisione, edifici principali, poi altri sono descritti, insomma, e si può conoscere una Venezia diversa. Infatti nel libro a colpire l'idea appunto di un luogo moderno, elegante e innovativo. In che modo quindi il Liberty ha contribuito a definire un'identità diversa rispetto alla Venezia storica? Beh, allora, la prima cosa che mi ha colpito nella storia del Lido è stata proprio termine assolutamente calzante, la rivoluzione, una trasformazione direi anche violenta. Cioè fino agli inizi del Novecento si può dire. Il Lido è un territorio di frontiera, una wilderness, barene, roveti, qualche orto, paludi, lidi, un ambiente naturale, sostanzialmente disabitato. Il parroco della chiesetta di Santa Maria Elisabetta diceva di avere agli inizi dell'Ottocento 150 villani dediti al vino, all'osteria e a tutti i vizi, quindi ecco. Era un ambiente proprio di frontiera. Del resto Venezia lo aveva sempre considerato un argine verso il mare, un argine militare con i forti che guardavano le bocche di porto e poco altro. C'era San Nicolò con i frati, il cimitero degli ebrei, e poi Malamocco, che aveva avuto le sue traversie, da prima Venezia, poi distrutta da un maremoto, poi ridotta a piccola località. La rivoluzione del Liberty è maturata in una maniera repentina, cioè fino al 1900 non c'è praticamente nulla di strutturato, se non piccoli capanni o qualche chalet. Dal 1899 viene inaugurato l'hotel Il Lido, proprio nel piazzale di Santa Maria Elisabetta. 1900 viene inaugurato l'hotel De Bain in fondo al Gran Viale. Sono i 2 pilastri che reggono questo asse su cui si svilupperà poi tutta l'edificazione lungo questo viale e poi lateralmente andando verso San Nicolò e poi andando verso le 4 Fontane. Questa è la rivoluzione proprio edilizia e tutto questo nello spazio di 15 anni. Una cosa incredibile, la velocità, considerando che il Lido è un'isola, che è lontano dalla terraferma, che tutti i materiali per la costruzione devono essere trasportati via barca, insomma, per lo più. È incredibile la velocità con cui si realizzarono edifici anche di grandi dimensioni, basti pensare ai 2 grandi hotel, insomma, e la bellezza, la cura, l'attenzione che si dedicò in quella stagione, che era la stagione proprio la cosiddetta Belle Époque, di questa Art Nouveau, che puntava al bello, alla realizzazione di edifici funzionali che avevano destinazioni precise, ma che dovevano presentarsi belli, accoglienti. Poi ci sarà la pausa della guerra, ci sarà il ventennio, riprenderà un po' l'edificazione del Lido, ma siamo in un periodo che
è tardo Liberty, poi c'è la stagione del déco, dell'arte déco, e poi arriverà il razionalismo che possiamo ancora oggi vedere, ad esempio nell'edificio dell'ex casino. Certo. Ormai. È una storia straordinaria, quella che hai raccontato. Straordinaria. E anche forse non così conosciuta come si può pensare. Ed è proprio per questo che il tuo libro, appunto, Passeggiate Liberty, racconta con tante immagini la storia del secolo Novecento. È stato molto interessante capire appunto la nascita del Lido, 1899, pochissime abitazioni, e il Novecento, l'inizio del Novecento, che con il Liberty dà questo abbrivio. E qual è tra le architetture Liberty del Lido, quindi quella che ti è rimasta più nel cuore, che più racconta il sogno di quest'epoca di grandissimo sviluppo, di grandissima accelerazione, no? Nell'edificato proprio di questa isola, che poi tante star internazionali attrae ogni anno? Se parliamo di grandi strutture, sicuramente c'è una cosa che fa un po' tristezza: il The Bain, il primo grande hotel costruito di fronte alla spiaggia, di fronte al mare, che oggi versa in condizioni precarie, insomma è chiuso da tempo, è in attesa di una destinazione. Ogni tanto nasce qualche progetto, qualche speranza, però nulla di concreto. Vedremo nel futuro. Più avanti c'è l'Hotel Excelsior, grandissimo, quello è ancora oggi vivente grazie al Festival del Cinema e a una frequentazione molto qualificata, è una bella struttura, molto eclettica, molto fantasiosa, ricorda mondi lontani, lo stile moresco, insomma un po' tutta la cultura che si poteva mettere assieme in quel periodo. E lì ci fu, come dire, un appassionato motore intellettuale, culturale ed economico, il Cavalier Spada, che collegò con la Ciga i due hotel e creò il mito del Lido di Venezia come stazione balneare la più bella che si potesse avere in Europa. Però l'Excelsior è, come dire, enorme, no? Quello che mi familiarizza un po' di più, ecco, pur grande, è sulla copertina del libro, che è un'immagine tratta, è un particolare della facciata dell'hotel che ha avuto anche nel nome la storia. Era Hotel Hungaria, ma fino al 1915, dopo la dichiarazione di guerra, non si poteva più chiamare Ungaria, allora venne chiamato Ausonia, ma durante il regime ritornò in auge l'Ungaria e quindi alla fine, come si dice oggi, Ungaria-Ausonia o viceversa. La facciata di questa grande struttura è un capolavoro, credo sia la facciata che più parla, che più racconta la bellezza, lo splendore di quest'epoca. Una facciata tutta in maiolica che fu un capolavoro, è stata anche restaurata dall'ultimo proprietario, è curata, è in attività e anche accogliente, perché non l'ho scritto nel libro, però chiunque passa, se chiede di poter visitare almeno il piano terra, dove ci sono ancora le sale con parte dell'arredo originario, può immergersi nell'atmosfera di 100 anni fa, ecco, vedere un po' anche questi sono molto disponibili. Se invece parliamo di strutture diciamo abitative su dimensioni minori, le ville Liberty, e qui c'è un forte imbarazzo della scelta, perché ognuna di queste ha un'identità, ha un'immagine, ha una facciata. Io sono stato a guardarle, a fotografarle, ho fatto l'uomo da marciapiede per tutta una stagione, stando lì davanti a queste case, perché ovviamente sono private, quindi non si può chiedere di visitare l'interno, ma accontentandosi delle facciate
si colgono quei particolari, quelle storie, quei collegamenti, a volte nello stile gotico-bizantino, a volte nell'eclettismo così barocco, oppure tardo-gotico, rinascimento, insomma, sono tante idee diverse, tante interpretazioni diverse. Fra tutte forse ce n'è una, poco conosciuta e poco appariscente, che è dell'architetto Torres, che poi sarebbe l'architetto che progettò, ma non venne mai realizzato come lui l'aveva progettato, il Tempio Votivo, quella grande cupola che si vede sempre arrivando al Lido. Questa è una bella casa, si richiama alla secessione viennese, però è un po' defilata, è un po' in fondo, e bisogna capirla nel suo lessico, nei richiami al classicismo greco, insomma come facevano i viennesi, ed è anche discretamente conservata. Parlo sempre degli esterni, quella mi è particolarmente cara, ma tutte mi sono care perché le ho guardate una a una, ho imparato a conoscerle, ho cercato di descrivere, di insegnare cosa si deve guardare, quindi fanno parte insomma di tutti i miei affetti, tutti i 53. Si sente una grande passione sicuramente che suscita sicuramente curiosità, non solo nella lettura del tuo libro, ma anche di questa storia così importante per Venezia e per l'isola del Lido. E infatti Liberty è stato anche non solo uno stile di vita architettonico, ma anche un modo di abitare la città. Quanto è rimasto oggi di quella visione dei primi anni del Novecento che poi ha caratterizzato fino alla metà del secolo scorso? Beh, indubbiamente i decenni e il secolo abbondante trascorsi hanno cambiato le cose. Non voglio dire che il Lido abbia subito un declino irreversibile, però certamente dal secondo dopoguerra in qua ha patito la concorrenza di tante stazioni turistiche, di un mondo balneare che si è molto allargato ed esteso. Di quel clima, se noi frequentiamo il Lido, per dire dal 25 agosto fino al 15 settembre, quando c'è il Festival del Cinema, c'è una revivescenza, no, di questi tappeti rossi, no, di questi aloni di persone che accorrono per la celebrità del momento che approda a Venezia. Ecco, quindi questo permette ancora oggi di rivivere qualcosa che si collega a quei tempi lontani, anche se sono cambiate le forme, i vestiti, i colori, l'abbigliamento, insomma, però la celebrità, no, e la rinomanza a livello mondiale, si può dire in quel momento, c'è ancora. Altri eventi, a parte quello, però non ci sono più. Il fatto di aver tolto, ad esempio, il Casino dal Lido ha tolto una delle attrazioni, le motivazioni ovviamente le comprendiamo, ecco, non è che... però è stato una perdita, quando invece durante il ventennio, proprio per potenziare il Lido come stazione turistica, venne... qualche buona idea ce l'aveva pure, insomma, lui venne portato a Venezia il Festival del Cinema e proprio il Casino. Quindi è chiaro, ma questo era anche insito negli schemi mentali del Cavalier Spada e della Ciga, quando nel 1915, ormai scoppiata la Grande Guerra, viene inaugurata un Luna Park con le montagne russe più grandi d'Europa, proprio per meravigliare ancora. Questo voleva dire che l'attrattività passava attraverso eventi e offerte assolutamente eccezionali, che dovevano essere al di sopra della media normale.
E queste cose oggi al Lido non ci sono più. Spesso accompagno delle persone e tutti restano sorpresi dal Lido, ma per aspetti diversi, per essere una realtà, una Venezia diversa, dove si va in automobile e non in gondola, dove c'è il pullman che corre e non il vaporetto, ma molto tranquilla. È una città verde, è una città riposante, è una città dove si dice, si pensa, si immagina di star bene, ma si apprezza oggi la tranquillità più che la mondanità. Certo, è una rappresentazione plastica che fai della realtà attuale dell'isola, che è appunto una fotografia efficace, soprattutto per chi passa, per chi ci vive naturalmente, che anche chi ci passa qualche ora, qualche giornata in riposo d'estate. Spesso nei tuoi scritti torna il tema della memoria attiva. Quanto conta oggi per Venezia riappropriarsi del proprio passato anche per costruire un futuro più sostenibile? Si parla tanto di sostenibilità, una parola anche un po' abusata. Qual è il tuo pensiero su questo punto? Beh, allora qui le cose si fanno un po' difficili. Vedi, quando io accompagno delle persone, magari mi chiedono, fammi vedere queste ville, allora di solito mi fermo davanti proprio all'hotel Ausonia, ma non per guardare la facciata, per guardare un'altra cosa. Dimenticatevi l'albergo, guardate invece c'è una palina con una vecchia tabella su cui è cresciuto anche del muschio, che va bene per il presepio di Natale, che accenna al Liberty a Venezia. È l'unico, per quanto io abbia percorso tutte le stradine, l'unico segnale, l'unica notizia che parla di questa storia passata al Lido. Francamente, e tutti condividono con me questa valutazione, è un po' poco, non c'è dubbio. Quello che è rimasto è questo patrimonio che ovviamente in buona parte è proprietà privata, ma che nell'insieme forma un imago urbis di valore, può essere un patrimonio comune. Certo. Però deve passare attraverso una valorizzazione che non significa assolutamente perdere la qualità pregevole della vita al Lido, insomma, o portare milioni di turisti. Però fare dei percorsi che abbiano anche una funzione didattica, che sappiano mostrare o raccontare con le pannellature, potrebbe essere un'operazione alla portata. Sempre con le persone che ho accompagnato, tante volte vengono spontanei i paragoni. Parlando di Liberty, non lo so, il modernismo catalano, uno pensa subito a Barcellona, a Gaudì e al giro dei modernisti, ma se si va a Barcellona non è che poi non ci siano altre cose da vedere, ma la stagione del modernismo lì è decantata, è descritta, è raccontata ed è una delle attrattive principali in quel caso. A Venezia non credo che lo diventerebbe mai, perché abbiamo ben altro patrimonio. Però questa memoria storica, questa stagione febbrile perfino, no, di creazione e costruzione, rischia di andare perduta nel ricordo e nel significato, soprattutto nel suo valore intrinseco, se non si lavora un po' alla valorizzazione e alla narrazione di questa storia. Ma sicuramente le amministrazioni comunali, attuali e future, ci penseranno, io mi auguro. Sono d'accordo. Ritrovare la memoria storica anche attraverso passeggiate Liberty, magari appunto seguendo i 3 itinerari che il professor Carrer indica puntualmente, con precisione, che sta qualificando anche la sua intervista. Stiamo arrivando alla conclusione con l'ultima domanda che ti faccio. Hai avuto un ruolo importante anche nel corso della tua carriera, che si è sviluppata su ambiti diversi e tutti comunque con un filo
denominatore comune, che è un po' quello della cultura che guida il tuo percorso di vita, e hai avuto un ruolo importante anche nella promozione culturale e nei premi letterari. Quanto conta oggi la cultura per salvaguardare, ecco, Venezia, e non solo dal punto di vista ambientale in generale, ecco, una battuta finale. Sai, qualcuno sostiene che la bellezza ci salverà, no? Ecco, allora crediamoci, no? Crediamoci e spingiamo in questa direzione, ovviamente. Venezia oggi si sta riqualificando, ad esempio, con i cicchetti. Una volta erano caratteristici, cioè, poi c'è stato un periodo di scomparsa, adesso stanno ritornando alla grande. Allora vuol dire che reinvestendo e reinventando anche in questioni materiali e venali si possono ricreare delle condizioni favorevoli per degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Sicuramente Venezia non ha bisogno di promozione, anzi ha bisogno di organizzare l'affluenza in maniera più razionale, perché altrimenti rischia l'assalto selvaggio e un danno proprio anche nella qualità della visita per chi è lì. Questo è un problema che va risolto. Però, voglio dire, ci sono indubbiamente servizi turistici di qualità, ci sono guide brave, preparate, che accolgono i gruppi, che sanno accompagnare, ma io direi che la cultura di Venezia passa attraverso una conoscenza del suo passato e della sua storia, che ancora una volta mi farebbe aprire un capitolo molto bello. La storia di Venezia non è solo vedere la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale. Quella è la materializzazione della prestanza culturale, artistica ed economica dei tempi in cui venne realizzato quello che noi oggi vediamo, ma è frutto di una storia che meriterebbe una conoscenza approfondita, perché è una storia unica a livello europeo. Il fatto di avere una repubblica che per secoli difende le sue istituzioni, eppur essendo un'oligarchia, ma cura una partecipazione democratica delle famiglie, e parliamo di un maggior consiglio che arriva fino a 1500 componenti, voglio dire, è un modo di fare la storia di una nazione che si difenderà per secoli. Ecco, questa andrebbe raccontata in maniera molto più attenta. E poi la cultura sicuramente, insomma, si spende in tanti eventi, in tante occasioni che potrebbero essere portate all'attenzione sempre di chi visita la città. Io ho l'impressione, siccome ormai i miei decenni si sono allungati e la mia frequentazione di Venezia, di ricordare un passato in cui c'era una vivacità culturale europea a Venezia. Ci sono ancora oggi grandi eventi, grandi mostre, eccetera, però mi pare che insomma si vada un po' a rimorchio oppure un po' al risparmio su questo fronte. E questa, diciamo, è la chiosa finale di un'intervista che ha catturato sicuramente la nostra attenzione per la profondità delle riflessioni che sono state portate in puntata dal professor Francesco Carrer, che ringrazio per aver condiviso con noi in questa puntata pensieri, esperienze e visioni. Il suo racconto ci ricorda quanto la memoria non sia solo nostalgia, ma uno strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro. E come abbiamo sentito dalle sue parole, a Venezia ogni pietra parla, saper ascoltare è forse l'atto più rivoluzionario. Lui ci è riuscito appunto con questa bella pubblicazione che ripresento. Con questo concludo la puntata, ovviamente richiamando tutti i nostri spettatori e telespettatori alla prossima puntata, martedì, sempre martedì alle ore 21, canale 80 del Digitale Terrestre. Cambia Venezia, Venezia Change. Buone passeggiate a tutti.